Buonasera a tutti, visti voi, tengo de oggi, die 27, il penultimo dia del mese febbraio, 2026. Bene, cominciamo diretto da una cratera Sadie, che ha sempre, ecco qua che si presenta di voi, Sadie, insomma, che l'Olimpio, non è tocca nessun tipo di nuvole. Ecco qua un'altra fotografia, un po' delle pose all'arco. E andiamo diretta su Saravallo, Sole Preno, Vina da Saldua, poi Carchinughedda, mappa Sizzera, a Schimbe tornata a spalazzare, e poi a Sassese tornata un parco a si presentare Carchinughe. 6 gradi temperatura massima, 8 gradi già minima, Crasa sabato, battere di che grado sa massimo, 7 sa minima, e mese coccolato viene a Sasonnichi e poi coccolato di su tutto da Sasonnichi in poi, però Abba non è presente a Tasab, aspettiamo a martedì e poi che Napoli sabato da Sacchita Kintrata. Bene, andiamo da innanzi, regolamento sul traffico, sul giro ciclistico di Sardegna, si informa la popolazione che il 1 marzo a partire dalle ore 10 l'occasione del passaggio della quinta tappa del Giro di Sardegna nel territorio di Bitti è stata emessa l'ordinanza 7/2026 che impone divieti e limitazioni, divieto di transito per tutti i veicoli provenienti da strade o aree che intersecano o si immettono sulla strada statale 389, che è andata da Vizio Rune Numero, strada provinciale 73, Bitisolo. Divieto di movimentazione, attraversamento del percorso di gara con greggi e animali in genere. Divieto di immissione sul percorso di gara di veicoli e mezzi agricoli provenienti dalle aziende zootecniche, fondi rustici e proprietà private che si affacciano sulla 389, statale 389 e sulla provinciale 73. Si chiede la massima collaborazione di tutti i cittadini e in particolare dei titolari di aziende agricole, visto che la gestione degli animali è fondamentale per il successo della manifestazione. Allora, il tracciato este escurso parte da Inugolo con Latino Rune, in Bizzi, in Lovola, andiamo da innanzi, facciamo de attero, ecco, Crasa, la Donex, il smurzo a dono a tutti i commercianti, sabato 28 de Vreaglio. Buono proe a tutti e presentate chi este metta generoso o Donex è data il smurzo in dono a tutti, cioè solo commercianti naturalmente, questa categoria. Oh, e andiamo, no, che mi manca la sua. E poi devi mancata che domenica essi in appetire possano no, possa essere tanto iogli, però mi manca su un papirino, come mai non beste. Vabbè. E comunque dai, Bolonaro su Mattessi, non ha compreso potere un bel vestito, ma i si poteva fare, boh. Non poteva un bel vestito a questa cosa dell'Antuiugli, porca miseria. Allora, l'Antuiugli. Un bel vestito. Invia. Oh, prima di arrivare così poi vamos pure. Allora, ecco qua. Un attimo, ecco qua la cosa del toccamento
domenica 1 de marzo, sul comitato Santo Giulio 2026, l'era il 2001 1991, colat a petire possa esta, rias generoso schisa esta estro tutto canto, no? Tanti dimos che salutanne, Ciriacodui, grazie Ciriacodui, cambiamo lo saluto, e quindi l'appuntamento è Spo Domenica, chi colano a petire. Poi vamos la nove sportiva, che era Bitese, Iocata, Sabato 28, non domenica, quindi Forni Calcio, Bitese, Este, Domenica, Sabato. Poi invece Salulese, Iocata in casa, su 28, però il primo de marzo, non su 28, scusate, il primo de marzo, Lulese o Schirese, diciamolo, questa è la nostra partita, chi bisogna in zona nostra, insomma, ecco. Ecco l'amo diretto a sa prima pagina del suo giornale, e questa è Unione Sarda, sanità, lo strappo resta nonostante Conte, leader dell'M5 Stelle a Cagliari. Sono sicuro che Torri riuscirà a fare sintesi. Regione, oggi nella direzione PD a Oristano, il segretario Silvio Lai chiederà la fiducia per continuare. Poi Cagliari resta la zona rossa, controlli rafforzati fino al 30 settembre, sorprese della continuità, i lavoratori pagheranno di più, continuità naturalmente aerea, intennete, e poi vamos all'articolo di fondo che chi è data la telenovela delle nomine di Franco Meloni. Dunque la giunta regionale, per una decisione della Presidente Tolle, ha nominato nei giorni scorsi gli ultimi due direttori generali delle ASL, che ancora mancavano all'appello, quelle di Cagliari e di Olbia. Manca ora Sassari, se, come pare, il direttore reinsediatosi sulle baionette del TAR Sardegna rinuncerà per altro incarico. La giunta ha così completato l'opera iniziata poco meno di 2 anni fa, quando appena insediata annunciò che uno dei primi obiettivi era cacciare i direttori generali nominati dal centrodestra senza attenderne la scadenza, e batti scuto sul muro e Gallo è anche a fare pede a spesa nostra, era ma comoda in conte che la bauttiso in aria. Continuità estesa ai parenti via alla vendita dei biglietti, tariffa super agevolata per i familiari fino al terzo grado. Questo è naturalmente continuità aerea. Sassari, gallerie sulla 131 chiuse la notte. Corte d'appello, decadenza Todde, oggi la sentenza. Una riforma che vuole chiarire, schiacciare la magistratura, questo è Conte sul referendum, processo Ingenium, ex assessora Zedda, assolta, la fine di un incubo. Pevero, ci sono 4 indagati, la procura mette sigillo al cantiere delle ville extra lusso abusive, Naramitue, pure abusivo. Andiamo a sa prima pagina de provincia di Nuoro de Sanuova, svolta decisiva con le T. La città va riconfigurata. Roberto De Rio, consigliere regionale del Partito Democratico, narrata, è il comune che deve adeguare subito il sistema urbano. I dimosite non narra De Rio. Sì, grazie a Deledda ha portato Nuoro nel mondo. Non c'è dubbio. Avere il premio Nobel significa essere un riferimento universale. L'Atene sarda resta l'unica città dell'isola ad avere un posto in prima fila nel consesso mondiale. Va benissimo. Perciò celebrare la nostra grande scrittrice, ma oggi abbiamo davanti una prospettiva che è ancora più grande, ancora più interessante, per cui vale la pena riconfigurarsi. L'Einstein Telescope. Roberto De Rio guarda sempre avanti, passeggia nel centro storico lungo i vicoli di Sant'Upredu, spesso fa tappa
alla chiesetta della Solitudine, dove è sepolta nostra Grazia. Stavolta però il consigliere regionale del PD fa qualche passo più avanti, Monte Ortobene, fino ad una terrazza che apre la visuale sull'orizzonte infinito. Con la Sky Telescope Nuoro può riprendere valore globale, con una struttura scientifica unica al mondo, anche se eventualmente condivisa con l'Euroregione Sassonia. La nostra città, assicura, può avere un ruolo da protagonista assoluta nella ricerca delle onde gravitazionali, cioè sull'origine della natura dell'universo. E come un giornalista di Mannata, chiamarla città non è un po' troppo. Forse città lo è stato in passato, oggi Nuoro è soltanto un paesone. È una città, lo è ancora. Oggi deve solo reinventarsi. Nuorese, classe 1969, già assessore comunale della cultura, poi presidente della provincia, Roberto De Riu, è ora capogruppo dei Dem in Consiglio regionale. Autore di diversi libri, presto pubblicherà Il Principe della Repubblica, protagonisti e dinamiche della democrazia in Italia, con Castelvecchi, editore Roma. Purtroppo mi è riuscita male la fotografia. Sì che siamo una città, riprende fiato. Adesso, in questo 2026, stiamo giustamente celebrando con entusiasmo il centenario del premio Nobel a Grazia Deledda, ma il prossimo anno sarà ancora più importante. In che senso? Dica. Nel 2027 avremo il 250 anniversario della scelta di Nuoro come sede diocesana, il 200 della prefettura e il 100 della provincia, 3 momenti storici che fanno di Nuoro una città. Scusate, ma è sita male la fotografia. Sì, ma siamo sempre nel passato. La gloria dell'Atene sarda è finita. Oggi lo scenario è un altro. Nuoro è e resta l'ultima ruota del carro in Sardegna. Questo è sul giornalista. No, non è vero, risponde Tederio. Nel mondo celebrato proprio dalla Deledda, Nuoro è stata capitale di un evento economico essenziale alla fine dell'Ottocento. Nuoro è diventata leader pastorale della Sardegna e ha sviluppato la propria economia crescendo tanto da detenere il primato delle arti anche sulle altre città. E poi c'è stata la seconda modernizzazione, l'industria di Ottana. E l'Stein telescopo, che cosa c'entra? C'entra. È come se c'entra. L'Einstein Telescope è la terza svolta produttiva e culturale in un secolo e mezzo. È la nuova occasione di essere contemporanei su scala globale. Bellissimo, un sogno, ma allora, prova dei fatti, Nuoro non ha ancora una scuola internazionale. Olbia si sta già attrezzando. Nuoro non ha ancora una università. E risponde De Rio, Nuoro va riconfigurata. Ecco, questa è la craede della intervista. Prima di tutto va adeguato il sistema urbano. Tanto per cominciare devi collegare la città alla Stein Telescope. C'è una via naturale per farlo, la strada provinciale 45 che scende da Valverde a Marreri per proseguire poi verso Lula, Sosenatoso, eccetera. Ecco, questa via va aperta, va resa veramente rapida. Non possiamo andare a est passando da ovest. E poi devi risolvere questo anello incompiuto della circonvallazione, ora bloccato.
Dobbiamo completare l'abbraccio della città così da evitare l'intasamento caotico delle vie, perché c'è troppa gente in troppo poco spazio. E sì, chi te gai, va bene, non ve la leggo tutto, caro giornale, è il fatto però lo comporare. Andiamo da innanzi e andiamo in Astra Baronia, che sa nuova, tesori culturali di Lodè, tra archeologia e tradizioni, visite guidate in sardo e in italiano, nel cuore del paese. Durante lo scorso fine settimana all'Università della Terza Età di Siniscola, con l'Ufficio della Lingua Sarda dell'Unione dei Comuni del Montalbo, in Bebesti su Lodeino, Angelo, ha dedicato un'intera giornata ai tesori culturali di Lodè. La visita, guidata in sardo e italiano da Angelo Canu, ha approfondito temi legati al muralismo, all'architettura tradizionale e alla storia del borgo medievale. Ma quale borgo? Borgo sarà lei. Dopo una passeggiata tra le vie del centro, arricchita da memorie popolari, il gruppo ha condiviso un momento conviviale con panadas e origliettas, per poi proseguire verso il Domus Deiana di Ianna Oriavula. Qui i partecipanti hanno scoperto l'origine del nome locale, la Cala del Sol Nanedero, la Sala del Sol Nanedero, che da secoli alimenta l'immaginario collettivo. E va bene. Siniscola, Festival Letterario, via Astoria, tra le pagine, oggi alle 18:15, primo appuntamento della Kermesse. Da oggi e fino al prossimo 27 marzo Siniscola ospita la rassegna letteraria Storie tra le pagine, promossa dall'associazione Dialoghi con l'autore. 4 incontri tra narrativa, illustrazione e noir pensati per unire la comunità attraverso il valore della narrazione. L'iniziativa patrocinata dal Comune di Siniscola nasce dalla collaborazione tra istituzioni, scuola e realtà locali come la Fondazione Farris. Andiamo da Torpè, subito scorte d'acqua dal Maccheronis. Torpè Busacchi, a Banostra, aumentare l'accumulo per evitare emergenze. Attualmente, basta non si di un articolo per questo Maccheronis, ma poi non si chiama il Manigan, questo è il maccarrone, non bisogna più. Attualmente la percentuale invasa nel lago Maccheronis è pari al 48%, invasata, scusate, del totale, e quindi urgente invasare le scorte necessarie per affrontare la prossima stagione estiva. A chiederlo il rappresentante del comitato a Banostra, che da tempo si batte per risolvere i problemi idrici che assillano gli abitati e le strutture ricettive dell'Alta Baronia. Ma Alta Baronia già bassa calesta. Orosei, caos bilancio. Oggi dibattito in aula, in cui pure crisi, i 3 consiglieri di minoranza, Anna Lisalai, Donatella Sannai, Giacomo Masala, denunciano l'irregolarità procedurale in vista del Consiglio Comunale previsto oggi per l'approvazione del bilancio di previsione e dei diversi documenti collegati. Vamos a innanzi. Sempre Sanuova, sanità, progetto per Nuoro in piazza, progetto per Nuoro è centrodestra. Mancano 76 medici di famiglia. Il movimento sarà presente alla manifestazione del 7 marzo a Cagliari. Ci saranno anche i componenti del movimento politico Progetto per Nuoro il prossimo 7 marzo a Cagliari per partecipare alla grande manifestazione per difendere la sanità, no, che avete scritto la sanità, invece la sanità pubblica promossa dal coordinamento dei comitati sardi. Va bene, quindi questa manifestazione in Cagliari. Nuoro, sanità, scelte da condividere con la coalizione. Ivana Dettori sul rapporto tra PD ed M5 Stelle. Per il futuro serve una politica di unità. Nuoro è in ripresa. Vabbè, un buon risparmio dell'articolo di Ivana. Centrodestra al contrattacco.
un marziano, che è da fondo dei Cappellacci, Fratelli d'Italia e dei capigruppo consigliari di opposizione, Dan ed è Conte, che venuta in che ha l'arco di trionfo, Paris Quintorde, dal referendum al nodo del 41 bis, la ricetta è l'ex premier per l'Italia, cioè De Conte, e chiaramente la minoranza non si ha che dire, non sta muta, e in realtà non potevano passare inosservati gli attacchi di Giuseppe Conte al centrodestra di Giorgia Meloni, tantomeno i venti di crisi nella maggioranza regionale. Nel giorno della visita a Cagliari del leader dei 5 Stelle, Fratelli d'Italia e alleati rispondono con un fuoco di fila di attacchi che mirano più che all'ex premier alla governatrice Alessandra Togge. Da Roma reagisce duramente alle parole di Conte il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, che definisce un marziano per dichiarazioni rilasciate nell'isola. È atterrato sulle macerie di 2 anni di presidenza Tolle, scrive in una nota il presidente della Commissione Salute della Camera. La sintesi in cui parla è stata espressa efficacemente dal suo uomo di fiducia, l'ex assessore Bartolazzi, quando ha detto che la giunta Tolle pensa solo alle poltrone. E infatti, ragazzi, Bartolazzi l'ha già cantato. Si ergono a difensori della Costituzione quando si parla di referendum, Poseidon Cappellacci, ma la violano sistematicamente quando si tratta di occupare i vertici della SL, nonostante la sentenza della consulta che ha dichiarato l'illegittimità della norma di commissariamento. Senato in Commissione Giustizia la proposta del Dem Meloni, detenuti mafiosi nelle isole, una legge per dire no. Muove il primissimo passo al Senato il disegno di legge per smontare la destinazione preferenziale nelle isole dei detenuti sottoposti al regime di 41 bis. Ieri il provvedimento, che porta a nome di firma quella del senatore sardo PD Marco Meloni, è stato incardinato nelle commissioni giustizia di Palazzo Madama e quindi potrebbe a breve iniziare il primo esame nell'organismo parlamentare. Poi è maleata questa fotografia, purtroppo, porca miseria. Non le genne che in difficoltà. Ryanair, regione immobile, la tassa per ora resta. L'ultimatum della low cost non smuove la maggioranza. Il PD è un ricatto, gli altri partiti discussione aperta. Vabbè, un ricatto o non ricatto. Todd e PD, l'arrivo di Conte non ricucisce lo strappo. Oggi la direzione Dem decide se confermare l'Aventino sulla giunta. Ma ora l'attenzione si sposta sulla Corte d'Appello. In aula il caso di decadenza. Il caso di decadenza alle fasi finali. I giudici della Corte d'Appello di Cagliari potrebbero arrivare già oggi al giudizio di merito del ricorso presentato dagli avvocati della Presidente della Regione contro la sentenza del Tribunale che, affrontando la questione dell'ordinanza ingiunzione emessa dal Collegio regionale di garanzia elettorale, aveva riqualificato le condotte legate alla presunte irregolarità di rendiconto delle elezioni 2024, confermando sia la sanzione dei 40.000 euro che l'invio degli atti al Consiglio regionale per la pronuncia della decadenza. La domanda che tutti si pongono è se e quali effetti produrranno sul provvedimento civile le pronunce della Corte Costituzionale. Ma da una parte la consulta aveva dichiarato illegittima l'ordinanza con la quale nel dicembre 2024 il Collegio regionale di garanzia elettorale aveva sanzionato la governatrice, trasmettendo gli atti al Consiglio regionale per la decadenza. Allo stesso tempo, però, la Corte aveva anche dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato sulla sentenza del Tribunale,
che, riqualificati i fatti, era comunque arrivato alla conclusione dell'invio degli atti per la decadenza al Consiglio regionale. In altre parole, da un lato la Consulta aveva accolto il ricorso della governatrice contro l'ordinanza e ingiunzione, dall'altro però ha lasciato intatta la sentenza del Tribunale, ora appellata con tutti gli effetti. A decidere saranno la Presidente Emanuela Cogusi con i giudici a latere Enzo Lucchi e Grazia Maria Bagella. Oiaia, oiaia. Un'occasione. Colamus la scosa, insularità ed Europa, enti locali a Bruxelles nel ricordo di Meli, si intende di Mario Meli naturalmente, la specificità delle regioni insulari, le politiche di coesione economica e territoriale, il ruolo delle autonomie locali nei processi decisionali europei. Sono i temi principali affrontati nel corso del seminario organizzato nella sede di Bruxelles del Parlamento europeo dal Consiglio delle autonomie locali della Sardegna, dedicato a insularità e cittadinanza europea, che si conclude oggi nella capitale belga, organizzato dal Consiglio delle autonomie locali CAL a partire da martedì 24. L'ultimo appuntamento prevede alcuni incontri su protezione civile, affari europei e agricoltura nella sede di Focus Europe, che supporta gli enti locali nell'accesso ai fondi europei. Vabbè. La Sartiglia difende la sua antica tradizione. A Oristano nessun cavallo viene maltrattato, e sa proposta delle leggi con un masellare Cadero, eppure la proposta di impedire chi hanno usato qualche Sartiglia, qualche a trascorsa da Cadero o che hanno fatto da tradizione in Sardegna. Rispettate tutte le prescrizioni veterinarie e l'eventuale morto è deceduto per un aneurisma, il malore avuto prima della discesa alla stella, non era prevedibile, cioè pure a Soscado potrebbe avere un aneurisma, no? Lo Soscado sono immune. E comunque sia tacchie, praticamente lo scherzo fa che riscomparire, non che la fortuna del Soscado, ma lo scherzo è tutto morto, che poi è chiaro che non serve a nulla, no, non ne usano, insomma. Qualche giorno fa ad Oristano, nella Sartiglia, è morta una povera cavalla che non stava bene, era gravida e l'hanno fatta partecipare lo stesso a questa manifestazione. Parole che suonano come una deflagrazione, perché arrivano da Milano durante la conferenza stampa della deputata di Noi Moderati Michela Brambilla Poteschire, ma colpiscono in pieno Oristano, dove l'eco della centenaria giostra si è spenta da poco. È l'episodio del 5 febbraio, il cavallo accasciatosi in piazza Manno poco prima della corsa alla stella del gremio dei contadini, è ancora una ferita aperta. La proposta di legge, eccetera, eccetera, l'appoggianato impedi Binal di usare lo scambio di Sascursa. Artigianato nell'isola, aziende in crescita. Una buona cosa questa, la Sardegna è al terzo posto in Italia per incremento del numero delle imprese, non si tanto a Muscarchinova buona. Castello, oggi Parma-Cagliari può valere molto più di uno scontro diretto. Giallo-blu, undicesimi dopo 3 vittorie, provano la scalata anche in rosso-blu. Il giallo-blu, insomma, sono Arzianne e in funesa classifica, però come insomma che sono usi in arte, quindi se la tentano pure che su Cagliari, speriamo di no. Decadenza Todde, oggi l'udienza conclusiva attesa per la sentenza della Corte d'Appello, ultimo passaggio per il ricorso dopo il verdetto del Tribunale Civile. La Presidente è accusata di irregolarità nel rendiconto delle spese elettorali. No, mi aveva già esclusa dalla lista, che mi manca appunto proprio questo documento. Hillary Clinton con la
sa parte mondiale, cioè il mondo. Hillary Clinton, mai visto Epstein, chiedete a Trump e difende Bill, che parla oggi, lascia brand numero uno di Davos, a stese il dimesso, questi coinvolti in questa miseria su Epstein. Non ero a conoscenza dei suoi crimini, non ricordo di averlo incontrato e non sono mai stata sulla sua isola, né a casa sua o nei suoi uffici. Hillary Clinton non ha esitazioni davanti alla commissione di sorveglianza della Camera, che ha voluto sentire nell'indagine su Jeffrey Epstein una commissione che ambisce alla trasparenza, dovrebbe andare a fondo della vicenda dei file spariti dal sito del Dipartimento di Giustizia, quelli in cui una vittima accusa Donald Trump di crimini disgustosi, ha detto l'ex segretaria di Stato, puntando il dito contro colui che esattamente 10 anni fa le inflisse la sconfitta politica più pesante della sua vita. I 4 voli, i suoi toni combattivi già dalle dichiarazioni di apertura della sua deposizione, Fiume a Chappaqua nello stato del New York, hanno mostrato un'ex First Lady pronta a battersi contro Trump e a difendere ancora una volta il marito Bill, a 34 anni dal caso Lewinsky. Quando sopportò un'umiliazione davanti al mondo, Hillary protegge Bill dallo scandalo Epstein. L'ex presidente ha frequentato il pedofilo prima che fosse accusato di reati sessuali, è volato sull'isola almeno 4 volte, è stato immortalato più volte con il pedofilo e la sua complice Ghislaine Maxwell anche in una piscina, tutti episodi su cui ora toccherà a lui fare chiarezza. USA e Iran, negoziati tra speranze e tensioni. L'Oman fa da mediatore e parla di aperture senza precedenti e progressi. Cade il muro con Gibilterra, e Gibilterra è riscritto da una parte di Spagna in mano a Inghilterra. Dopo oltre 3 secoli cade la Verglia, la recinzione che separa l'enclave britannica di Gibilterra dalla Spagna. Il trattato tra l'UE e Regno Unito, pubblicato ieri, 336 articoli e 48 allegati, smantella le barriere fisiche e crea un'area di libera circolazione di persone e merci collegata allo spazio Schengen, pur senza l'adesione formale della Rocca. La firma definitiva dell'intesa, conclusa a giugno dopo anni di spinosi negoziati seguiti alla Brexit, è prevista per il mese prossimo, perché entra in vigore il 10 aprile, in coincidenza con l'avvio del sistema europeo ES. Servirà la ratifica del Parlamento europeo e di quello britannico. Gibilterra voterà in assemblea e non è previsto un passaggio alle corti spagnole. Gibilterra. Hillary Clinton e l'Epstein File, chiamate Trump a testimoniare. Abbiamo già visto questo argomento satiro giornale e abbiamo finito in corso tra i tenova de oie. Tancamos e damos tancamos la sigla de tancatura. Aquí vedete che vi manca la sigla de tancatura, ma la cliccamos pure da innanzi, ci dimos un paco. La buscamos, no la buscamos, vabbè. Oye, tancamos che ne sigla de tancatura che non resessa la buscare. Basta essere, no? Vabbè, non la busco, quindi tancamos che ne sigla de tancatura e non damolo a menzur videre a casa. Adioso a tutto.